Allora, Matteo Pedrazzani, si ripete ancora, quindi Valle Camonica Bike Joy anche nel 2019, è andata bene l'anno scorso, ma dai numeri già possiamo dire all'inizio della gara che anche quest'anno stiamo andando molto bene. Sì, assolutamente. Prima dei numeri voglio salutare Borno, buongiorno alla gente alla finestra che sta cominciando a vedere le griglie riempirsi, buongiorno agli atleti e buongiorno a tutti quanti sono qui a lavorare. Oggi è una splendida giornata di sole, speriamo che continui e speriamo che il sole sia auspicio per un sorriso che continui tutta la giornata. I numeri quest'anno sono davvero importanti perché abbiamo superato 850 atleti iscritti, per noi è un record ed è tutto l'altopiano del sole che se lo merita, perché sono anni che ci si impegna e vedere gli atleti partecipare alla Valle Camonica Bike Joy per noi è un onore e una responsabilità. Ovviamente siamo tutti tesi, tirati, anche emozionati perché stiamo cercando di fare il meglio e ci auguriamo che gli atleti possano vivere una grande giornata. Io voglio cominciare a ringraziare due persone presenti che poi saliranno sul palco per un saluto e sono Matteo Rivadossi, sindaco di Borno, e abbiamo la fortuna di avere qui anche Roberto Miglietta, se non ho sbagliato il nome, che è l'amministratore delegato del CONI e amante di questo territorio e anche lui ci racconterà della sua passione. Grazie a tutte le persone che in questo momento si stanno prodigando per raggiungere le varie postazioni sul percorso. Voglio fare una grande attenzione agli atleti, ricordare come spesso si dice che siete qua per divertirvi, cerchiamo anche qualche volta di lasciare l'agonismo un attimino dietro alla ragione perché è facile che qualcosa vada storto, per cui sempre massima attenzione, in bocca al lupo. Atleti, vi chiedo un applauso per scaldare ancora di più questa piazza perché c'è bisogno anche del vostro calore. Grazie a tutti e buona gara! Continuo ad essere ammaliato da questa spettacolare cittadina che è Borno. Sindaco, lei sa che sta amministrando un paese meraviglioso che ospita una gara che sta crescendo di numeri sempre di più. Assolutamente sì, il territorio è fantastico e questa è la fortuna che abbiamo ereditato nell'abitare in un posto così meraviglioso come tutto l'altopiano del sole. Queste manifestazioni fanno bene allo sport, fanno bene al territorio, fanno bene al turismo, quindi è la collaborazione che è nata con Matteo Pedrazzani, che quest'anno è arrivata penso alla 10ª edizione o adesso non so su per giù, comunque i numeri sono quelli, fanno sì che questo territorio venga scoperto sempre da più persone e soprattutto da gente che ama lo sport e che ama vivere tutto il territorio. Perché questo territorio, sindaco, ha molto da offrire a chi fa turismo con queste biciclette. Assolutamente sì, negli ultimi anni si è investito molto su quanto riguarda il discorso delle bike, oggi ne è proprio la riprova che il frutto di questo lavoro sta dando appunto i risultati sperati e continuiamo su questa direzione, penso che sia la strada giusta. Perfetto, grazie sindaco, abbiamo l'onore di avere Alberto Miglietta, giusto? Del CONI, buongiorno, benvenuto a Borno. Buongiorno. Più che altro benvenuti a tutti quanti a Borno, visto che la mia frequentazione con questa straordinaria cittadina è ancora da più tempo rispetto a quando è nato il nostro sindaco, per cui mi sento bornese, mi sento felice di vedere questa piazza che mi riempie il cuore, vedere questa passione, questo sport, ma che è da ieri che si vedono tutti questi fantastici biker che scappano su e giù per le vie della nostra cittadina. Fantastico, bellissimo questo aspetto legato allo sport e turismo è quello che la nostra nazione deve fare, deve spingere. Abbiamo il massimo come eccellenza nel turismo nel mondo, siamo un'eccellenza nello sport nel mondo, ce lo dobbiamo sempre ricordare. Il nostro tricolore sventola sempre ai massimi livelli in tutte le discipline sportive, in particolar modo in questo periodo nel ciclismo con tutte le sue discipline, le sue specialità. Per cui fantastico vedere questo abbinamento che sempre più deve essere, diciamo così, consuetudine per ogni paese d'Italia e per ogni attività sportiva, in particolar modo Borno. Borno può accettare e accogliere con grande affetto, come lo vediamo in questi giorni, non solo i biker ma chiunque voglia cimentarsi con se stesso. Buona fortuna a tutti, in bocca al lupo, mi raccomando ognuno di voi ha un obiettivo, battere se stessi, che mi sembra un obiettivo importante.
È vero, fantastico. Farei un applauso a quest'ultima dichiarazione, obiettivo importante, battere se stessi. Allora Francesco, vincitore qui a Borno solo una settimana fa, oggi ci ritroviamo per la Bike and Joy. Che tipo di gara è oggi? Oggi è una gara diversa perché è più lunga, ci sono salite, discese, è completamente diversa. E poi diciamo che oggi c'è anche un parterre di tutto rispetto, quindi proveremo a far bene e a divertirci soprattutto. Allora Enzo, oggi una gara tosta. Sì, oggi si presenta una gara tosta qua in quel di Borno. Sicuramente la prima salita è la più selettiva, che ci porta a Passo Mignone, ci vuole quasi l'oretta a scollinare. La discesa da non sottovalutare, l'anno scorso ho squarciato il copertone, molto sporca. Un'altra risalita che ci porta sul Monte di Cerveno, in cui è stato cambiato un tratto, vedremo un po' il tratto nuovo, come ci si comporta. E poi niente, l'ascesa di nuovo, arrivare a Borno. Allora Roberto, l'anno scorso qui una vittoria assoluta bellissima, quest'anno come sarà? Quest'anno, visto i partenti, la vedo molto dura, noi ci proveremo a riconfermarci, daremo il tutto per tutto e vediamo. L'importante è mai mollare. Mai mollare, sempre gas in fondo.
se vuoi. Risparmia, che sono ricordello. Lo so. Oh. La pista. È nata domenica scorsa, guarda. Grande. Anda, batti. Cari amici di MTB Channel, siamo sempre qui a Borno per la Valle Camonica Bike Enjoy 2019. Sono trascorse circa 2 ore dalla partenza della gara. Abbiamo avuto già le prime notizie da Radio Corsa, che vedeva in testa poco fa Armin Dalvai, atleta della Velo Club Garda, e in seconda posizione il vincitore della scorsa edizione, quindi Roberto Baccanelli. Mentre invece adesso ci giunge notizia da Radio Corsa, appunto, che Roberto Baccanelli è passato in prima posizione, quindi superando Armin Dalvai.
primo all'arrivo oggi qui alla Valle Camonica Bike and Joy 2019, ma anche lo scorso anno ti presentasti per primo sotto le striscione d'arrivo. Com'è stato? Quali sono le differenze quest'anno e come ti senti? Sì, nel 2018 mi sono presentato per primo, quest'anno ci tenevo a riconfermarmi. Prima parte di gara di quest'anno è stata dura perché il mio avversario era molto forte in salita, dopo sono riuscito a prendere un po' di margine sulla discesa e a riuscire a gestirmi bene nell'ultima parte di gara. Devo fargli i complimenti perché mi ha fatto fare più dei 3/4 di gara con i crampi, però alla fine sono riuscito a spuntarla anche questa volta. Ecco, ti abbiamo visto passare a un certo punto in seconda posizione, almeno così ci avvisava Radio Corse, e poi dopo sei passato per primo e hai dato un netto distacco al secondo. Cos'è successo? È successo che la prima parte di salita il ragazzo era molto forte, ho cercato di stargli un po' a ruota e non sprecare molto perché sapevo che era ancora lunga la gara. In cima al dosso di Mignone sono riuscito a saltare davanti e ho tenuto un po' il mio passo in discesa, ho forzato un po', sono riuscito a prendermi un po' di margine, arrivare all'Ozio. E all'Ozio ho cercato di tenere sempre lo stesso margine, anche se sui monti di Cerveno mi stava di nuovo riprendendo, però a quel punto lì è ricominciata la discesa e sono riuscito ancora a guadagnare qualcosina. Allora, Armin Dal Vai, seconda posizione per te. Ti ho visto ieri sera, eravamo nello stesso albergo, ti ho visto cenare molto presto, quindi sei andato a letto presto, hai mangiato le cose giuste. Dici che quindi è questo il motivo per essere vincenti? Ma io penso per essere vincenti, noi come amatori è importante non fissarsi troppo sul ciclismo, è importante godersi le giornate e poi ovviamente se vuoi avere il bene il giorno della gara, anche il giorno precedente non devi esagerare col mangiare. Di solito io mangio normale, non mangio esageratamente grasso o così, però è importante mangiare di tutto, godersi un po' la vita, perché tanto per vincere, non so, un'anguria o un prosciutto non conviene qua farsi dei problemi nella vita per quello. No, poi il cenare presto mi fa dormire meglio e poi è anche bello se la mattina hai un po' di fame a fare una bella colazione che dopo è il fondo ottimo per la gara. Se mangi troppo tardi dormi male e la mattina non riesci a mangiare, allora può capitarti che rimani senza energia in gara. Allora, Marco Pini, una terza posizione per te, vedo anche una maglia da leader di categoria per quanto riguarda il circuito Easy Cup che finisce oggi qui a Borno, quindi sarai felice di questo, ma soprattutto sei felice per la tua terza posizione, giusto? Sì, decisamente, sono contentissimo della prestazione di oggi, nonostante l'affaticamento che avevo sulle gambe dall'italiano che ho fatto ad Aielli lo scorso weekend. Maglia l'abbiamo portata a casa, quindi almeno qualcosa quest'anno ha pagato e sono molto contento. Il tracciato molto bello, anche se non si addicideva molto alle mie caratteristiche, perché sono più uno da marathon, da 5 ore di bici e con salite più costanti e regolari. Qua erano molti strappi, molte accelerazioni, però mi sono difeso bene secondo me. Abbiamo la vincitrice Valentina Garattini, è andata alla grande. Sì dai, è andata bene, una gara molto dura. Sono partita col mio passo, poi nei pezzi dove spianava la Simona mi è rientrata, allora sull'ultima salita ho provato a spingere un po', sono riuscita a prendere un po' di vantaggio e poi l'ho pagata perché al ritorno ho avuto i crampi. Hai avuto i crampi, infatti quando sei arrivata all'arrivo la prima cosa che i tuoi compagni di squadra hanno curato un po' i tuoi crampi sulla gamba sinistra. Sì, agli ultimi 7-8 chilometri ho avuto un po' i crampi prima ai polpacci e poi anche una coscia. Però il fatto che tu abbia mantenuto il tuo passo, comunque sei andata a prendere Simona, l'hai passata, ha premiato alla fine, sei arrivata numero 1. Sì, ho cercato di tenere un passo più o meno sempre costante e è andata bene. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Ci siamo, seconda classificata, Simona è andata benissimo. Direi che oggi è andata strabene. Valentina aveva un passo molto più avanti di me, ci siamo un po' incontrate, salutate e poi ho detto ciao Vale perché lei aveva un passo veramente decisamente più avanti di me. Devo fare i complimenti sempre a Petrazzani per il percorso perché è veramente spettacolare, poi comunque anche il panorama è veramente unico, quindi bello.
bellissimo. Non dirmi che hai avuto il tempo di guardare anche il panorama. Oggi un po' a volte Un po' sì. meno. Sì e no, nel senso che a volte alzavo lo sguardo perché comunque bisogna anche un attimo alzare lo sguardo e guardare quello che c'è intorno. Quindi riuscite... Stringendo sempre i denti. Stringendo sempre i denti. Il pezzo che è stato aggiunto in più nella gara, ti è piaciuto o no? È difficile o no? Sì, no, è bellissimo single track, infatti gli ho fatto subito i complimenti a Matteo perché veramente è riuscito a trovare un percorso alternativo divertente, scorrevole, a parte un pezzetto che bisognava fare a piedi ma nessun problema, quindi bravi. Perfetto, grazie a Simona C'è, seconda classificata. Grazie a tutti. Abbiamo intervistato la prima, la seconda, ci mancava la terza, sei arrivata Anna Ongaro, grande! Grazie. È stata, allora, innanzitutto è la mia gara preferita perché qua a Borno a me piace tantissimo. Mi spiace perché sicuramente potevo dar di più, ma è un periodo un po' duro per me, cioè sto cercando di recuperare, ho iniziato molto bene, però la stagione è molto lunga, bisogna aspettarsi di tutto e questa è una gara dura, dei bei su e giù, arrivi alla fine che è quasi il pezzo più difficile, più duro e lì chi ne ha. Però bellissima gara, complimenti all'organizzazione, stupenda, veramente. Perfetto, grazie Anna e in bocca al lupo per la prossima. Crepi. Ciao. Ah, scusate, un'ultima cosa. Volevo fare i complimenti alla mia carissima amica Simona C'è per domenica che ha onorato la sua categoria e tutti noi. Grande Simo. Allora, chi sta intervistando? Michele Zambaiti. Com'è andata? Benissimo, gara stupenda, da 10 lode. Ho già avuto modo di vedere Matteo e voglio fargli i complimenti anche davanti alle telecamere di MTB Channel perché è una gara davvero unica nel suo genere. Era qualche tempo che non correvo e mi ero fermato per vari problemi. Oggi ho ripreso la mountain bike e devo dire che mi sono divertito davvero in tutti i 45-47 km, dal primo metro all'ultimo, tanta salita ma anche tanta discesa dove spingere. È veramente una gara di mountain bike. Allora tu organizzavi delle gare anche tu, com'è che era colpa di Battista che non ci sono più quelle gare, giusto? Assolutamente sì, per Diciamolo. colpa sua, per colpa di Battista, anche se fai i gesti dietro la telecamera. Con Battista abbiamo iniziato, non so, una quindicina di anni fa, siamo cresciuti assieme, poi le nostre strade si sono un po' separate, lui ha continuato egregiamente con MTB Channel, io ho continuato a organizzare con Mario, Robby e K e poi l'anno scorso ci siamo fermati perché eravamo stanchi, era venuto un po' meno quello che era lo spirito e quindi un attimo di pausa, adesso riprendiamo sui campi di gara a pedalare, a far fatica e a vedere tanti amici. E questo è bello, alla fine l'amicizia che percorre ognuno di voi qua. Assolutamente sì, a noi ci piace dire che siamo atleti ma in realtà non lo siamo, gli atleti sono ben altri, noi ci divertiamo tantissimo, è bello vedere tutti questi ragazzi, un'organizzazione così in un paese così bello e domani ritorniamo a fare la vita di tutti i giorni a lavorare, noi Battista no perché ovviamente lui ormai lui non lavora, lo sappiamo. Non ha mai lavorato in 50 anni che ha. Quindi... Domani noi torneremo al lavoro con un sogno di aver vissuto questa avventura. Un sogno, e ce lo porteremo. Esattamente, un sogno che però di anno in anno sicuramente si può rinnovare, quindi è un sogno con un obiettivo l'anno prossimo 2020 ancora a Borno. Perfetto, grazie, buona giornata. Grazie a voi, grazie, saluto Battista e MTV Channel. Vediamo chi è il terzo. Attenzione, lo vedo arrivare, Attenzione, sta arrivando il terzo.
non arrivi una donna, no? Complimenti ai... Quale energia il numero 334? Allora, Matteo Pedrazzani, Valle Camonica Bike and Joy 2019 ormai che volge al termine, una bella vittoria di Roberto Baccanelli per la seconda volta di seguito, una bella vittoria anche per quanto riguarda in campo femminile Valentina Garattini, tutto è andato splendidamente e tutto sta scorrendo bene. Ci sai già dare un giudizio su questa giornata? Siamo verso la fine, diciamo, deve ancora arrivare più della metà dei concorrenti, credo, forse la metà. Per cui da un punto di vista organizzativo la tensione è ancora alta, perché fino a che non arriva l'ultimo noi siamo sempre un pochettino in tensione. Devo dire che finora è stato veramente splendido, l'avete notato anche voi, una piazza di Borno bellissima, gremita di gente, gremita di sorrisi, ed è quello che a noi fa piacere. Gli atleti arrivano stanchi, distrutti, ma felici per aver terminato una prova dove hanno visto tanta gente, dei posti bellissimi, e quello che ci piace. Complimenti a chi ha saputo arrivare primo. Baccanelli si è confermato veramente un atleta fortissimo. Oggi il parterre era molto alto, ma lui è riuscito a avere quella marcia in più per poter vincere. Tanti problemi meccanici, forature, ma sappiamo che il percorso di Borno è comunque impegnativo anche da questo punto di vista. Portarla a termine senza inconvenienti è comunque un risultato. Per cui per adesso sta andando veramente tutto molto bene. Ecco, io ti ringrazio, credo che anche il collega Fausto voglia farti una domanda, quindi cedo il microfono a lui. La mia domanda è: hai aggiunto un pezzo di tracciato quest'anno? L'hai allungata e messo qualcosa di accattivante? Perché tutti hanno risposto bene, ha detto bella l'aggiunta che ha fatto Matteo. Sì, volevamo aggiungere ciò che piace agli atleti, quindi volevamo aggiungere del single track, dei tratti dove guidare, divertirsi. L'abbiamo proprio fatto sul sentiero della Resistenza, nella zona dei Monti di Cerveno, quindi grande applauso alle amministrazioni che hanno creduto in questo progetto, anche quello di cercare di migliorare il percorso. Io voglio ringraziare davvero tutti gli amministratori e tutte le persone che hanno collaborato, dal mio staff alla Camunio Soccorso, al Soccorso Alpino, tutte le protezioni presenti, e compreso gli alpini, un sacco di gente davvero coinvolta. Ovviamente ringrazio te Fausto, ringrazio Roberta per il vostro contributo, ringraziamo Pianeta Mountain Bike che è già online con le classifiche, e anche MTB Channel che presto ci presenterà questo servizio davvero fantastico e tutte le fotografie. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso
li accoppio, li imbastisco in base all'antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethics Sport, sempre un passo avanti.